Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti all'11ª puntata in stagione di Calcio di Rigore. Come sempre una puntata ricchissima di servizi video, ma questa sera la grande novità, vado a presentare chi condurrà con me questa trasmissione. Do la buona serata alla nostra Valentina Violini. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Valentina, ricordiamo anche il numero per interagire con noi durante questa diretta? Subito. Allora, il nostro numero WhatsApp e SMS è il 333 60 94 299. Perfetto, adesso vado subito a presentare gli ospiti di questa serata. Iniziamo dalla mia sinistra, dove ritroviamo con piacere l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. E lui è un monumento di Misano, se definirlo difensore o attaccante ce lo dirà lui questa sera. Diamo il benvenuto a Marco Semprini. Buonasera a tutti voi. E anche per lui è la prima volta nei nostri studi, ha girato tantissime squadre, il portiere del Miracolo Pietracuta, Claudio Bellucci. Ciao Claudio. Buonasera, Balducci. Balducci, uno dei tanti portieri poi del Pietracuta. Sì. Allora, siamo in tre. Che stagione siamo arrivati con questa qui del Pietracuta, da quando hai iniziato a giocare a pallone, più o meno? Considera che ho iniziato a 11 anni e non ho mai smesso. Ne ho 42. E siete tre portieri quest'anno, addirittura c'è Marco che ha qualche anno anche più di te. Marco ha 5 anni più di me, io sono 75, lui è 70. Ecco, quindi figuriamoci. Davvero... Stanno puntando sui giovani. Complimenti Grazie. davvero. Andiamo a sentire Marco. Marco, allora, difensore o attaccante? Svelaci questo retroscena. Ma diciamo difensore e attaccante in base alla necessità che il mister ha la domenica, perché sono partito tanti anni fa come difensore, dopo 10 anni il mister De Argila mi ha inventato attaccante, ho fatto 6-7 anni l'attaccante e l'anno scorso sono tornato a fare il difensore. Ieri però ho giocato 10 minuti attaccante, quindi definitemi voi come meglio preferite. E tra poco parleremo anche della partita... Poliedrico. Brava. Tra poco parleremo anche della partita di ieri. Tu invece Giacomo cosa ci dici? Ieri dove eri? Vediamo se lo indovini. Neanche a chiedertelo. Vediamo se lo indovini. Ma qualcuno si è lamentato delle tue riprese, ci dicono da casa. No, le riprese sono bellissime, quindi è impossibile che qualcuno si lamenti. Ma Io non lo so dove eri ieri. Però. Dove eri? Non lo so. Non lo sai. Non lo so. Lo scoprirai a breve. Scopriremo dopo. Vedrai. Va bene, con la nostra Valentina e con l'ausilio del nostro Stefano Papini adesso passiamo a vedere subito risultati e classifiche del torneo d'eccellenza. Ci aiuta proprio in questo Girone istante B. Perfetto. Stefano Papini. Prego. Allora, Alfonsine Corticella 1-0, Argentana Massa Lombarda 3-0, Castrocaro Marignanese 3-1, Cervia Classe 1-2, Faenza San Pietro 0-3, Granamica Fiariccione 1-0, Progresso Diegaro 0-1, Sampa Imola Russi, vado bene? Benissimo. Sampa Imola Russi 1-2, Savignanese Real San Lazzaro 1-0. Ebbene, andiamo a vedere la classifica, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini, fin qui ci siamo. Prego. Okay. Vai con la classifica ufficiale invece abbiamo in testa la Savignanese a 25 punti, Classe 25, quindi a pari merito Granamica 23, Diegaro 22, Cervia 19, Alfonsine 19, Fiariccione 19, Castrocaro 19, Corticella 18, Progresso 16, Russi 16, Faenza 14, Argentana 13, Sampa Imola 13, Massa Lombarda 13, San Pietro 10, Marignanese 7 e Real San Lazzaro 1. Meno uno? Sì, parte con un punto di penalità. Non si vede, Daniele. E dopo ti dirò il perché anche. Stampa meglio la scavetta. Ma anche sgridato in diretta, va bene. Allora Giacomo, facciamo un punto dopo i risultati della classifica vista con la nostra Valentina. Cosa è successo nella giornata di ieri? Se ti ha sorpreso in particolar modo qualche risultato? Sinceramente mi sorprende l'andamento che ha in questo periodo, nell'ultimo periodo, la Fiariccione. Partita in gran spolvero, vittorie su vittorie, quarta sconfitta, è vero che la quarta per 1-0, ma è sempre 4 sconfitte di seguito, quindi effettivamente qualcosa si è interrotto quello che è nel gioco della Fiariccione.
Probabilmente mancherà qualche finalizzatore, io so che a gennaio sono già lì per prendere un vero bomber, un grande bomber, quindi vediamo se questa può essere la soluzione. Invece per quanto riguarda la Savignanese, è una squadra che ti ha sorpreso, abbiamo sentito la scorsa settimana il punto del nostro Renzo Baldisserri, è stato impeccabile, secondo te è l'anno buono davvero che intendono salire? Per il momento direi di sì, ma io l'ho detto fin dall'inizio, io ho sempre dato la Savignanese come il classe tra le favorite, però tra le due probabilmente la Savignanese ha qualcosa in più, poi bisogna vedere a gennaio che cosa arriva e quali sono gli investimenti che vengono fatti in previsione di uno sprint finale. Ebbene, allora andiamo a vedere i primi servizi di questa serata, con che cosa partiamo Valentina? Allora, andiamo a vedere la sintesi tra Progresso e Diegaro. Bravissima, Certo. il servizio. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Continua a sorprendere la neopromossa Digaro che ottiene 3 punti sul campo del Progresso. I rossoblù si fanno pericolosi fin dalle prime battute con questo cross di Casadei sul quale interviene Albertazzi. Dall'altra parte Vergagni viene messo a terra, l'arbitro indica la punizione dal limite che Rossi puntualmente batte e che spedisce fuori di un nulla. E solo una parentesi poiché gli ospiti vanno nuovamente al tiro con Casadei. Albertazzi neutralizza senza problemi prima che però il compagno di squadra VL la combini grossa consegnando sui piedi Rodriguez il gol partita 1-0 e festa per il Diegaro. Ancora lo scatenato Rodriguez scambia con Zavalloni, riceve nuovamente palla ma scarica debolmente tra i guantoni di Albertazzi. Si rivede anche il Progresso dall'altra parte con la conclusione di Di Giulio che termina alto di un nulla. Nella ripresa il Diegaro parte forte, Caponcelli per Zavalloni, l'ex Sant'Arcangelo chiama alla parata a mano aperta l'attento Albertazzi. Il Progresso non ci sta a perdere ma qui Barranca dimostra troppa foga e di conseguenza la mira non è delle migliori. Vergagni invece prova a pungere da calcio piazzato ma senza trovare fortuna, mentre Barranca su una discesa sulla destra anziché servire al centro il compagno più libero tenta l'assolo personale che viene murato dalla retroguardia ospite. L'ultima occasione del match arriva dal piede caldo di Zavalloni con la sfera che termina a lato. Il Digaro si impone anche in esterna, continuando a sorprendere. E dunque, so che il Digaro continua a sorprendere, come ho detto nel servizio, continua a sorprendere anche te. Qualcuno dice però, aspetta prima di rispondermi, perché io, gatto Cicova qui, hanno dei giocatori importanti. Hai visto Rodriguez, tu lo dovresti conoscere molto bene. Sì, sicuramente ha un organico con giocatori veramente importanti e può essere veramente la sorpresa dello sprint finale. Bisogna vedere adesso a gennaio se farà come l'anno scorso dei grossi investimenti per arrivare in testa al campionato, perché anche l'anno scorso ricordiamo che era partito bene, era tra le prime, ma quando c'è stato il momento di tirare fuori veramente qualcosa in più, il presidente ha tirato fuori qualcosa in più e sono arrivati i giocatori che hanno fatto la differenza in promozione l'anno scorso. Anche tu, Presidente Abellare, ha tirato fuori qualcosa in più? No, me l'ha chiesto a me. Va bene, allora andiamo a vedere il secondo servizio di questa serata. Prego Valentina, cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo a vedere il servizio che riguarda, insieme lo diciamo, Faenza San Pietro. Via, mandiamo il servizio. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Vittoria d'orgoglio del riscatto dopo le ultime prestazioni interne deludenti per il San Pietro in Vincoli sull'ostico campo del Faenza. Per i faentini un passo indietro notevole sul piano del gioco. Ospiti subito avanti al nono con una conclusione di Fiaschini che chiama l'estremo di casa alla parata. Dalla stessa mattonella è la volta di Giordumi, tiro cross senza pretese. Il Faenza invece si vede per la prima volta al minuto 16, lancio a cercare Albonetti che di testa mette fuori misura. Traversone al 20° di Fontana, questa volta più preciso con Bissi che devia il pericolo in corner. Nella ripresa il San Pietro passa già al secondo minuto, cross di Baldinotti per Feli che si ritrova sui piedi il pallone dell'1-0 per l'incredulità ospite che dopo un periodo nero vede finalmente la luce. Luce che si materializza quando Salazar viene considerato ultimo uomo fermando così una ripartenza del San Pietro in Vincoli. Dalla punizione Fiaschini manda al lato di un nulla. Il raddoppio arriva però attraverso un tapping vincente di Giordumi sul cross di Fiaschini per il 2-0 che rassicura i verdi, anche se il Faenza si rende pericoloso con un colpo di testa di Savioni neutralizzato da Bissi. A San Pietro viene annullato nel frattempo anche un gol per fuorigioco, prima che Giordumi faccia le prove per il tris senza trovare fortuna. Dalla distanza tenta anche ugual sorte della Pasqua, ma nulla di fatto. Si concretizza a 15 secondi dalla fine un errore della difesa faentina che regala a Bara la rete del 3-0. Da questa vittoria riparte così il campionato del San Pietro in Vincoli.
Giacomo, qui ti voglio fare una domanda, poi dopo andiamo a sentire anche Marco e Claudio perché stanno arrivando un po' di messaggi da casa. Per quanto riguarda le neopromosse, tra poco andiamo a vedere anche il servizio inerente al Russi. Questo San Pietro ieri ha effettuato una vittoria importante vedendo quello che è successo fino alla giornata prima, no? Sì, sicuramente è una boccata d'ossigeno vista la classifica che ha, però deve ancora lottare molto, cioè deve ancora risalire la china prima di cominciare a credersi quasi salvo. È un campionato che ci può stare quello del San Pietro in vincoli, considerando per l'appunto che è la neopromossa? Io mi aspetterei qualcosa di in più, perché a questo punto devono cominciare veramente a fare i punti pesanti per cercare di risalire, perché siamo sempre al terzultimo posto, quindi in piena lotta play-out. Ok, adesso andiamo a vedere il terzo servizio della serata. Sono preparata adesso. Abbiamo la sintesi tra il Sampo Imola e Russi. Sampa Imola e Russi è la sfida tra due belle realtà di questo torneo d'eccellenza che la toccano da neopromosse. Il Russi torna a respirare vincendo in esterni e scalcia in un colpo solo la zona rossa di classifica. Il Sampa Imola viene mescolata nel pentolone della retrocessione e da qui in poi sarà vita dura. Le prime fasi del match vedono il padrone di casa subito avanti con questa conclusione alla distanza di Errani fuori bersaglio. I gialloneri continuano a fare la partita, qui la difesa dei Russi si addormenta. Errani vola sulla fascia e viene steso dopo essere comunque andato alla conclusione in area di rigore. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Alpi al 12esimo sblocca la gara trovando il vantaggio che legittima una superiorità iniziale della formazione allenata da Mariani. La risposta dei Russi è però immediata. Gualandi, direttamente da calcio piazzato, inventa la traiettoria della domenica sulla quale nulla può il portiere Andrea Tonini. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Mattia Tonini non ci sta e dopo una discesa sulla destra scarica in porta, Casadio respinge in corner come può. Squadra a riposo sull'1-1, nella ripresa il Russi prova a vincere la partita, scatta la combinazione Gallamini-Costantini con tiro di quest'ultimo dalla distanza che si spegne alto. Il Sampa Imola cala la distanza, concede campo al Russi che va alla conclusione, Tontini si distende e devia la palla del match point sui piedi Gallamini che incredibilmente da buona posizione mette alto. Dall'altra parte Borini con un assolo personale riesce a concludere, Casadio respinge non senza affanni, supportato poi dal reparto difensivo. Ma il gol è nell'area e il Russi questa volta ci crede con il proprio ariete Grimellini, infila il tapin vincente alle spalle di Tonini, centrando la rete del sorpasso 2-1 e tanto di dedica ai supporters Falchetti. In Sampa Imola si rende nuovamente vivo nel finale, la conclusione di Errani è troppo angolata, mentre più preciso il calcio di pulizia di Borini che Casadio neutralizza con l'aiuto del palo. La fortuna a volte aiuta anche gli audaci, chi ha usato di più è stato premiato. Sampa Imola 1, Russi 2. Allora, iniziano ad arrivare anche i messaggi da casa, iniziamo dal primo, Valentina. Questo è un messaggio di Luca che dice: eccomi qua anche oggi, un saluto a tutti e un abbraccio simbolico e incoraggiante all'opinionista Giacomo Alpini. Luca è il più simpatico che Aspetta c'è, è il migliore. che non è finita, Giacomo ha un messaggio speciale per te. Vai. Giacomo Alpini appunto, per il brutto periodo del Bellaria, ma a cui dico anche non smetta mai di crederci perché a chi lo fa è il primo degli sconfitti. E a Como ne sappiamo qualcosa, in 3 anni dalla B all'ND, ma non molliamo. Luca. Io ringrazio Luca per il messaggio di incoraggiamento, so però se... devo dire anche che a Como deve andarmi a salutare a Matt Fall e Gianluca Boschetti che giocano a Como da quest'anno in Serie D. Sicuramente quindi questi sentirà. sicuramente me li devi andare a salutare. Sì, tu... E poi ti ringrazio e speriamo veramente che il tuo messaggio mi porti bene. Sì, non so se hai capito che hai fatto con passione anche a Como, però va bene. Va bene, questo è un pochino più complicato. Volevamo fare 2 o 3 domande simpatiche al nostro Claudio. Iniziamo dalla prima. So che sei un grandissimo estimatore di mister Allegri, ovviamente non è vero. Chi preferisci come allenatore, Allegri o mister Fregnani? Fregnani. La seconda invece è: continuando così a 50 anni, dove ti vedi? In qualche categoria o Lega Pro? No, Lega Pro no, ormai Lega Pro no. No, non scherziamo. Va bene così. E quanti anni pensi di giocare ancora invece? Facciamo una stima. È un problema per chi mi sta vicino, tipo mia moglie o le altre persone, mia mamma. Io penso che non smetterò mai. Non ho mai pensato di smettere, questo è il problema. Un abbraccio e un saluto da Luca, quindi se vogliamo... Dice che è un tuo amico, Grazie. un amico. Sì, ho già capito chi è. Salutiamo. Ho capito dalla prima domanda, se preferivo Allegri o Fregnani. Marco, dopo 18 anni di Misano, quanti anni vuoi giocare ancora? Sì, veramente prima di entrare qui mi sentivo un giocatore vecchio, poi a fianco ad un altro che è ancora più grande di me e ha più esperienza di me, sono contento. No, 18 anni di Misano, mi sento giovane
Io penso di giocare fino a che riesco, fino a che ho questo entusiasmo e fino a che mi piace stare in mezzo ai ragazzi, perché la cosa più bella è lo spogliatoio, vivere lo spogliatoio a qualsiasi livello, penso. Ho fatto l'eccellenza, promozione anche in prima categoria e lo spogliatoio è una cosa fantastica. Ci sono ragazzi più giovani che ti tengono sempre allegro e che ti fanno sentire importante in qualsiasi categoria. Il campo è una cosa che viene dopo e sicuramente vorrò giocare ancora fino a che il fisico regge e l'entusiasmo c'è. Bella, bellissima questa cosa, bravo Marco e ti faccio i complimenti. Adesso Valentina, con te andiamo a vedere con l'ausilio del nostro Stefano Papini il prossimo turno per quanto riguarda l'eccellenza. Sì. Giriamo un foglio, eccolo qui. Allora, prego. il prossimo turno avremo il classe Real San Lazzaro, il Corticella contro il Cervia, il Diegaro Alfonsine, Faenza Savignanese, Fiariccione Progresso, Marignanese Granamica, Massa Lombarda Castrocaro, Russi Argentana e il San Pietro in Vicolo. Vincoli, perché c'è il V qui e basta. E Sampo Imola. Brava. Allora, Giacomo, quale partita scegliamo per questo turno di campionato? Ci sono Quella più parecchie interessante per me è la Fiariccione, che voglio vedere se riesce a reagire a queste 4 sconfitte di seguito. Siete tutti curiosi. Marco, tu la Fiariccione come l'hai vista quest'anno in questo campionato? Ti aspettavi un inizio così importante da parte della FIA? Sì, perché noi abbiamo fatto un amichevole precampionato con loro, conosco molti giocatori e ho visto che hanno una squadra attrezzata e poi si sono anche espressi in un certo modo, quindi sapevo che potevano partire forte, ma tuttora, anche se hanno avuto un periodo non facile, possono fare bene in questo campionato. Claudio, l'avevate affrontati anche voi in amichevole, sì. Più di tanto non ti sei sorpreso quindi per questo inizio di campionato? No, una bella squadra, giocano bene a calcio, insomma, hanno degli ottimi elementi, come ha detto Marco, e noi li abbiamo incontrati, abbiamo fatto un 3-3 che ci è anche servito a capire a che punto fossimo noi come squadra. La vera forza del Pietracuta. Sì, perché ci siamo scontrati contro una squadra importante, quindi abbiamo visto che comunque c'eravamo. Mi dici qualcosa in più Marco, Passarino che era il tuo compagno di squadra lo scorso anno, che giocatore? Passarino è un giocatore di un'altra categoria, non c'entrava niente in prima categoria, quindi era rammarico più grosso aver avuto Passarino in squadra e non aver vinto il campionato, questo è il rammarico più grosso dello scorso anno. Ricordiamo che voi l'anno scorso siete arrivati nei playoff contro di noi. Nonostante avessimo fatto un campionato importante, abbiamo perso i playoff proprio a Pietracuta. E Passarino è un giocatore che ci può stare tranquillamente in eccellenza, può giocare anche in una categoria superiore, Mi trovi d'accordo? se sostenuto da una squadra e da un modo di giocare che lui sa, insomma. Allora, adesso andiamo a vedere con l'ausilio del nostro Stefano Papini, ci spostiamo ovviamente nella promozione romagnola, girone D, per vedere i risultati e classifiche. Prego Valentina. Allora, Bellaria Pietracuta 2-3, Del Duca Ribelli Igea Marina 2-2, Gambettola Football Cava 1-1, Giovane Cattolica Stella 2-0, Reno San Pierana 3-0, Ronco Edelweiss Forlì e Calcio Cotignola 3-1, Savio Calcio Savarna 1-0, Torcon Careda 3-2 e Tropical Coriano Gatteo 1-0. Perfetto, andiamo a vedere sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini la classifica dopo l'ultimo turno che ci fa sempre più interessante per Abbiamo in testa il Pietracuta, quindi benissimo, abbiamo qua un vario sostenitore nonché giocatore, il Giovane Cattolica, il Tropical Coriano a 23 punti, Torconca del Duca Ribella 22, il Roncol del Weiss Forlì 20, Calcio Cotignola Gambettola 19, Reno a 18, Football Cava 17, Stella 16, Igea Marina Ereda a 15, San Pierana 14, Savio Calcio 11, Savarna 9, Gatteo 7 e il Bellaria a 3. Ebbene, adesso andiamo a commentare con il nostro Claudio. Claudio, questo è un campionato particolare, no? Sì. Innanzitutto siete la vera sorpresa di questo torneo perché siete al primo posto. Tu prima dicevi, con la Fiariccione abbiamo maturato la forza del gruppo, ma vi aspettavate un risultato così dopo tutte queste giornate di campionato? No, perché come si è detto più volte in questa trasmissione, e poi il pensiero un po' di tutti noi siamo nati per salvarci. Questa è una categoria importante, ci sono molti esordienti in questa categoria, tra cui qui presente, quindi per noi è importante salvarci bene.
salvarci bene, quindi arrivare ad una posizione tranquilla di classifica per poi divertirsi, insomma. Poi quello che viene... È un campionato che comunque voi avete Fratti, un giocatore Sì. importantissimo, il De Duca Ribelle sentivamo prima, hanno degli altri giocatori importanti, Sì. Aiuta a giocare con questi giocatori più facilmente ad affrontare certe partite, soprattutto per te che è il primo anno che dicevi che affrontavi una categoria così importante. Sicuramente aiuta a allenarsi con questi giocatori, perché comunque al di là di Fratti che è un bomber assoluto, ci sono tantissimi altri giocatori nella nostra squadra che... Tanti giovani anche promettenti. Giovani promettenti, i giovani sono tutti interessanti, i giovanissimi e anche i meno giovani che sono comunque giovani. Cito Sebastiani o Amadei o Celli, questi sono giovani non più giovani, insomma, sono fortissimi, ma anche allenarsi con i Pavani, con i Rabi, faccio dei nomi ma potrei citarli tutti, aiuta tantissimo sia nel mio ruolo che comunque nel prendere coscienza che in questa categoria ci sono squadre e giocatori importanti. Senti, è un bellissimo campionato. Facciamo finta che non ci ascoltino in questo momento, perché loro sono due persone molto serie che parlano più con i fatti e con le parole, a differenza di tanti personaggi che costituiscono il mondo del calcio, però secondo me i complimenti questa sera, lo diciamo pubblicamente, vanno fatti sia al vostro direttore sportivo Sandro Conti, 4 acquisti ma mirati per questa categoria, e soprattutto anche al vostro allenatore che spesso, soprattutto al primo anno di Pietracuta, fu criticato. Mi ricordo, non ero a Pietracuta, però ho vissuto comunque leggendo le vicende del Pietracuta, sì. I complimenti glieli facciamo? Glieli facciamo, assolutamente, perché comunque è un mister molto preparato, puntiglioso negli allenamenti, non lascia niente al caso, ci sprona in continuazione, il venerdì ci fa una testa così, il venerdì ti posso garantire che ci ha distrutto perché non voleva assolutamente un atteggiamento compassato, passivo, perché comunque si affrontava l'ultimo in classifica e c'è sempre, nella testa dei giocatori può sempre nascere qualche idea strana, no? È facile, in realtà non c'è niente di facile, soprattutto in questo campionato, e l'abbiamo visto ieri. E Sandro lo conoscete tutti, insomma, Sandro sa costruire squadre. È vero, è vero. Ma non solo lui, perché io ho trovato molte persone competenti a Pietracuta, sono rimasto proprio stupefatto. Fece una battuta Podeschi la prima puntata che fu qui, disse: a Pietracuta siete 4 gatti, però siete riusciti davvero a fare calcio. Non poco, perché Pietracuta effettivamente non è un paese per dire come Nova Feltri o Villa Veduta, voi siete nel mezzo tra questi due paesi, occorre dirlo. Però ti posso garantire che ad ogni allenamento noi abbiamo lo staff dirigenziale al completo. Immagino. Al completo. Non ci sentiamo soli. Allora, io mi allaccio al tuo discorso perché passo la parola a Valentina per... Adesso andiamo a vedere la sintesi tra Bellaria e Pietracuta. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Scontro tra capolista e ultima della classe tra Davide contro Golia, ma alla fine non è stato così. Il Pietracuta ha fatto più fatica del previsto per portare a casa l'intera posta in palio. Il Bellaria si è affidato alla forza di squadra ed alcune individualità importanti che arricchiscono un'annata storta. Il buco della rete è solo un sorriso in un campionato in cui la rete è stata gonfiata spesso e troppo dagli avversari. Ma tornando al match, ed è Pietracuta il primo acuto con Eugenio Sebastiani murato in corner dalla retroguardia di casa. Proprio dalla bandierina arriva il vantaggio ospite, cross dalla destra, Trezza essa a vuoto sul secondo palo, Fratti appoggia per Massini che solo Soletto buca la porta. 1-0 dopo soli 16 minuti di gioco. Il Bellaria prova a reagire nell'immediato, discesa di Matteoni sulla sinistra, traversone al centro per la corrente Chiussi che allarga troppo il piattone e si vede. Partita varia di emozioni, Bindi prova ad accenderla senza speranza, mentre dall'altra parte Matteoni reca più di un brivido alla porta difesa da Claudio Balducci. Ma la perseveranza degli uomini di casa viene premiata sul finire di tempo. Ahmed qui ha il tempo di aggiustarsi la sfera, di girarsi e di trovare l'angolo vincente alla sinistra dell'estremo ospite. Squadra a riposo sull'1-1. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini passiamo alla ripresa. Dopo 10 minuti di studi, dove assistiamo alla sola punizione ospite terminata alta, Fratti si illumina d'immenso, viene steso dentro l'area di rigore. Per l'arbitro ben appostato trattasi di penalty. Dagli 11 metri lo stesso Fratti non si fa pregare, dà di nuovo vantaggio ai rossoblù. Ancora Pietracuta, Francesco Fabri appoggia per Tani, diagonale al lato. Dall'angolo nasce un altro tentativo ospite, traversone che viene smorzato, assist per la botta di prima intenzione di Fratti che si spegne al lato.
Nel momento migliore ospite, il Bellaria prende coraggio. Mattioni spaventa così Claudio Balducci, mentre da un'innocua punizione il Bellaria perviene al pareggio. Traversone al centro, colpo di testa di Ferraro che sbatte sulla traversa, sulla ribattuta arriva Esposito che infila l'incolpevole Balducci. 2-2 e gioia immensa per gli adriatici che quasi stentano a crederci. La capolista si ricorda di comandare il girone. Fratti, seguendo il DJ Fabio Rovazzi, decide di andare a comandare in area avversaria su alla serpentina che porta al traversone finale con tanto di deviazioni nella propria rete del malcapitato Antonelli. 3-2 e nuovo vantaggio ospite. Sulle ali dell'entusiasmo, Fratti ha voglia di strafare, ma la troppa foga non porta alla precisione voluta, mentre all'ultimo respiro il Bellaria rischia di dare una fitta al cuore ai supporters rossoblu con una punizione velenosa sulla quale nessuno degli uomini adriatici arriva all'appuntamento con i gol. Ebbene, hai qualcosa da aggiungere? Hanno fatto una prestazione super loro, Da aggiungere che lui ha detto che è bello allenarsi con Fratti, ma non puoi farlo allenare e basta. Di giocare giocava qualcun altro. Ma in allenamento non segna così tanto. E allora fallo allenare di più. Senti qui, sono arrivati un po' di messaggi, prego Valentina. Guarda, un messaggio per Claudio. Caro Claudio, che Lega Pro, il tuo futuro sono le terme. Ciao, braccio. Grande, perfetto. Invece abbiamo... Per Claudione, complimenti per la stagione, ma soprattutto per la tua costanza, Dema. Ok. E quindi li facciamo ovviamente, ringraziamo anche tutti coloro che ci stanno scrivendo e poi c'è un altro ancora. Un saluto dal divino al grande Alpini e sempre dal cuore Forza Bellaria. Grandissimo. Torneremo grandi, non mollare mai. Grandissimo, spettacolo. Spettacolo. No, comunque io volevo aggiungere una cosa per la partita di ieri. A fine partita ho fatto i complimenti a mister Fregnani perché è stata una partita che sicuramente loro non si aspettavano di trovare di fronte una squadra così tenace, veramente così agguerrita e così messa bene in campo, ed è stato per me molto importante, ahimè per il Pietracuta, riuscire a risalire sempre, nel senso che sono andati avanti 2 volte, sono stati recuperati e gli ultimi 10 minuti io li avevo visti abbastanza in difficoltà, ma si sono ricompattati e sono riusciti a vincere di carattere. Poi effettivamente Fratti davanti in questa categoria fa veramente la differenza. E quindi domanda subito diretta e schietta, meritano di essere al primo posto in classifica? Sì, in questo momento sì. Ok, andiamo a vedere adesso con l'ausilio del nostro Stefano Papini, tu mi dirai quale partita andrai a vedere la prossima settimana, con la nostra Valentina andiamo a vedere le sfide del prossimo turno. Allora, abbiamo il Calcio Cotignola contro il Savio Calcio, Football Cava Gatteo, Igea Marina Reno, Pietro Acuta del Duca Ribelle, Reda Giovane Cattolica, Ronco e del Vice Forlì Tropical Coriano, San Pierana Gambettola, Savarna Torconca, Stella Bellaria Igea Marina. Quale partita andrai a vedere? Allora, Pietracuta del Duca e Ronco del Vice e il Tropical Coreano sono le migliori, però la partita per eccellenza è Stella Bellaria. No, dopo di questo ti licenzio in diretta. va. Claudio, sarà un impegno difficilissimo quello di domenica al Bindi. Difficile. Del Duca è una bella squadra, così dicono. Noi l'abbiamo vista, ammirata. Sì, dicono che sia una gran bella squadra, quindi noi le aspettiamo a braccia aperte, come si dice. Noi però nel nostro campo ci teniamo a far bene, non vogliamo assolutamente mollare la testa della classifica in questo momento. E ci mancherebbe. Del Duca la classifica dice bene, però attenzione a Ronco e al Cotignola che hanno dei grandi organici per me. Hai fatto bene a sottolinearlo. Allora, noi ci fermiamo adesso per 3 minuti, dando la linea alla pubblicità, rientriamo poi promozione marchigiana e gran finale con la prima categoria Girone H. Pubblicità. A più tardi. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze mare monti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57.
Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Portopalos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Foritalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Bene, andiamo a leggere altri messaggi che sono arrivati nel frattempo durante la pubblicità. Prego Valentina. Sempre un messaggio per Claudio. Abbiamo un saluto a Claudio dal suo piccolo tifoso Nando Turini. Grande Nando, è il figlio del mio amico. Figlio del tuo amico. È il figlio del mio amico preferito. Preferito. È il mio nipotino acquisito. Oh, cosa bella. Salutiamo anche il nostro Matteo Zampini che cura la nostra pagina Facebook. Ciao Matteo, altrimenti si offende, dopo ti presenterò anche Matteo. Adesso è la sera del debutto, quindi pian piano facciamo tutto. A proposito del debutto, cioè, allora bisogna dire questa cosa. No, io lo voglio dire adesso perché hai introdotto. Ma perché? No, hai introdotto. Allora, io ho 38,5 di febbre. Non si vedeva, non si vede. No, vero, mi si incrociano gli occhi ogni volta. Mi hai fatto una scaletta tutta sfocata qua, forse vedo sfocato io. Quindi proprio un battesimo del fuoco, però va bene così. Ricordati, tu che squadra tifi? Io tifo Milan.
Purtroppo per Qual è il fortuna. simbolo del Milan? Siamo due diavoletti. Siamo due E quindi diavoli. Te lo sei grosso. Aspettati questo ed altro durante Il la campionato è lungo, è vero? Bravo. Sì, bravo. Allora, con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere adesso risultati e classifiche per quanto riguarda la promozione marchigiana. Ne approfittiamo anche per salutare la nostra amica e collega Veronica Lisotti che segue da vicino, ricordiamo sempre i Gabicce Gradara Calcio. Prego, okay. Valentina. Camerino Nuova Real Metauro 1-0, Senigallia Porto Recanati 1-1, Filotranese Olimpia Marzocca 2-0, Laurentina Sassoferrato 0-3, Mole Vallesina Gabicce Gradara 0-1, Mondolfo Passatempese 1-2, Osimana Cantiano Calcio 1-2, Villa Musone Valfoglia 1-2. Bravissimo, adesso andiamo a vedere sempre con il nostro Stefano Papini la classifica dopo l'ultimo turno, esattamente si giocava l'8ª giornata. Prego Valentina. Ok, abbiamo in testa Filotranese, poi a pari merito abbiamo Olimpia Marzocca Gabicce Gradara 15 punti, mentre la Filotranese aveva 20 punti, non l'ho detto, Mondolfo Porto Recanati, Valfoglia, Villa Musone a 13, brava. Camerino 12, Sassoferrato, Cantiano Calcio, Senigallia 11, Laurentina 10, Passatempese 8, Osimana 6, Nuova Real Metauro 5 e la Molle Vallesina a 1. Allora Giacomo, commentiamo molto velocemente il girone perché sappiamo di avere appunto le partite del Gabicce solo in casa. Ieri è arrivata una vittoria esterna contro l'ultima della classifica, diceva prima Claudio certe partite vanno affrontate con il giusto piglio altrimenti rischi davvero di ricevere brutti scherzi. Il Gabicce ha fatto quello che doveva fare insomma alla fine. Sì, ha fatto quello che doveva fare, ma era importante farlo, nel senso che giocare contro l'ultima in classifica, tanto l'aveva appena detto anche il nostro amico Claudio, non è semplice quando poi si ha nelle parti alte del campionato. E tu quindi di ultimi in classifica ne sai qualcosa? Adesso io non raccolgo questa provocazione. Pungente ma perché, giusto? No, perché è un po' pungente sto ragazzo. Anche l'anno scorso mi diceva così, poi quando ho deciso basta abbiamo fatto 9 vittorie di seguito. Però alla fine si è retrocesso uguale. E il divino lo sa bene. La decima si è retrocesso però. La decima non ci abbiamo pensato. Non te lo volevo ricordare. Comunque grande vittoria del Gabicce che consolida il secondo posto, quindi avanti così. Va bene, Luca da Como sicuramente attraverso il tuo punto ha capito tutto. Adesso cosa andiamo a vedere Valentina? Adesso andiamo a vedere il punto sulla promozione marchigiana. Sono 18 le rette messe a segno nella promozione A marchigiana, record di vittorie esterne ben 5, 2 sole vittorie interne e un solo pareggio. Il Camerino è una delle due squadre del girone a vincere a domicilio, decisiva contro il Real Metauro, la rete di Iori a 10 dal termine. L'altra squadra a vincere tra le mura amiche è la capolista Filotranese, lo fa con il risultato all'inglese 2-0 a firma di Coppari al minuto 41 e di Duranti a 46esimo. Vince con un tris il Sassoferrato sul campo del Laurentina, Pier Mattei sigla una doppietta personale nel mezzo alla marcatura di Ferretti. Vince in esterni Gabicce Gradara Calcio sul campo del Farnio di Coda Moie Vallesina, decisiva per i rossoblù un gol di Alessandro Rossi. La Passatempese invece passa sul campo del Mondolfo, Pericolo e Nemo annullano la rete di Paniconi. Vittorie esterne anche per Cantiano e Valfoglia. Per il Cantiano decisiva una doppietta di Lucchetti nella ripresa, una arrivata dagli 11 metri e una al quarto di recupero. Per l'Osimana Gorini al 36esimo aveva dato segni di gloria e false speranze ai padroni di casa. Vittoria esterna per i Valfoglia, anche qui decisiva la zona Cesarini, alla rete ospite di Vegilò ha replicato Menghini, Calvarese al 93esimo dà i suoi 3 punti fondamentali. Unico pareggio di giornata quello tra Senigallia e Porto Recanati, padroni di casa avanti con Alessandroni al minuto 20, ma raggiunti 10 minuti più tardi da rigore di Pantone. La classifica inizia a farsi interessanti, in questo momento la zona promozione viene occupata dalla Filotranese, a 5 sulla coppia Olimpia Marzocca e Gabicce Gradara, a più 7 su Mondolfo e Porto Recanati. In zona rossa troviamo Laurentina, quota 10, Passatempese 6, Osimana 6, Real Metauro 5, Moie Vallesina un solo punto, tra l'altro conquistato contro la seconda della classe Olimpia Marzocca, ma in questo momento condannata alla retrocessione diretta. Ebbene, grazie per avermi informato. Andiamo a vedere adesso, anzi leggiamo più qualche messaggio che sono arrivati anche da casa. Finalmente il nostro amico Giacomo Giuliani, che salutiamo, un affezionato ascoltatore di Nuova Fede, ci scrive: era ora che mettessi una ragazza, quindi subito un apprezzamento è arrivato nei tuoi confronti. Allora qui lo facciamo in diretta perché giustamente me lo ricordano, la bambina, la salutiamo, gli facciamo gli auguri. Sharon, tanti auguri Sharon per i tuoi 9 anni. Augurissimi Sharon, la conosci anche te, la figlia di Lisa e Thomas, quindi se vuoi Sharon, ciao, auguri. Si è sbagliato adesso, buonanotte sognatori. Andiamo a vedere il prossimo turno. Con l'ausilio del nostro Stefano Papini, eccolo qui, ci aiuta adesso Stefano con la regia, prego. Allora, Cantiano Calcio, Senigallia, Gabicce Gradara Valfoglia, Mondolfo Laurentina,
Nuova Real Metauro Simana, Olimpia Marzocca Villa Musone, Passatempese Filotranese, Porto Recanati Camerino, Sassoferrato Mole Vallesina. Ebbene, dunque qui concludiamo stasera per quanto riguarda la promozione marchigiana. Adesso andiamo ad affrontare con Marco il girone di prima categoria, girone H Romagna. Marco, la prima domanda che ti faccio prima di andare a vedere con la nostra Valentina risultati e classifiche è questa. È un campionato diverso quello di quest'anno del Misano rispetto allo scorso anno. Innanzitutto in panchina avete cambiato guida tecnica, quindi ti chiedo qual è l'obiettivo della Vis Misano quest'anno? L'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno era quello di iniziare a costruire un ciclo. Per costruire questo ciclo abbiamo cambiato la società, è partita da un allenatore e tanti ragazzi che arrivano dal settore giovanile e non si è imposto subito un risultato. Quello che conta è far crescere i ragazzi per poi averli pronti anche per una stagione successiva. L'anno scorso abbiamo chiuso molto bene, è normale che ripeterci sarebbe una cosa importante, però non è facile raggiungere l'obiettivo che abbiamo raggiunto l'anno scorso. E poi siete rimasti giocatori importanti come te, come lo stesso Imola, ieri tra l'altro tra i migliori in campo. Ti chiedo per quanto riguarda il girone di quest'anno di prima categoria, è un girone più difficile rispetto allo scorso anno, vedendo che ci sono piazze anche come Riccione? Io penso che il campionato sia sempre equilibrato. Il campionato, da come mi è sembrato, ha un livello un po' più alto rispetto all'anno scorso, però tutto sommato è equilibrato, perché noi tutte le partite che abbiamo fatto fino adesso, nessuna squadra ci ha messo sotto sostanzialmente. Abbiamo vinto, abbiamo perso, però ce la siamo giocata con tutti. Noi siamo una squadra, come ho detto prima, di ragazzi giovani che magari non hanno mai fatto questo campionato, e potersela giocare così con tutti significa che stiamo lavorando bene e che il campionato è un campionato equilibrato. Tranne il Real Miramare mi ha impressionato molto, una squadra importante, sa dei giocatori molto forti che quando decidono di fare la differenza la fanno, e questo vuol dire in questo campionato. Qui mi volevo allacciare alle dichiarazioni che avete fatto proprio all'inizio puntata, raccontando un po' voi stessi, sia tu che Claudio. Secondo te in questi campionati, dato che voi giocate soprattutto per divertimento, perché nella vita comunque avete un altro lavoro, siete d'accordo sul fatto, adesso facciamo un nome giusto per far capire un attimo anche al telespettatore a casa, che in questi campionati giochino delle presenze come Docente e altri simili? In questi campionati, se giocano delle presenze come Docente e altri, fanno la differenza perché sono giocatori importanti che hanno giocato, che sanno giocare, però viene a meno un po' quello che è lo spirito di una società dilettantistica come può essere Misano, come possono essere tante altre realtà che cercano di lavorare tantissimo col settore giovanile, investendo anche delle risorse, dei soldi, per poter cercare di crescere dei ragazzi, dei giocatori, per poi essere in grado di giocare in prima squadra. Quindi il nostro obiettivo, noi parlo come Misano perché ormai da tanti anni che sono lì mi sento parte integrante, no, della società, abbiamo adottato questa politica e non guardiamo tanto in giro, cerchiamo di guardare quello che facciamo in casa nostra. È una cosa bella, importante, perché tutti gli anni riusciamo a portare in prima squadra qualche ragazzo che viene da sotto. Ieri titolare Cristian Laro, un ragazzino del 2000, è già diverse partite che gioca da titolare, quindi questo penso che sia un risultato, un successo importante della società, più che andare a prendere un giocatore, pagarlo e vincere. È normale che se vado a prendere giocatori importanti, che sono stati importanti, e li vado a pagare, vinco sicuramente. Che trovi d'accordo? Andiamo a vedere con la nostra Valentina e con il nostro Stefano i risultati e classifiche dopo l'ultimo turno in prima categoria. Prego Valentina. Allora abbiamo Alta Valconca Verucchio 0-1, Bagno di Romagna Miramare 0-0, Bacchia Cesenatico Atletico Poggio 1-2, Colonnella Sant'Ermete 0-0, Granata Real Miramare 2-2, Junior San Clemente Morciano Calcio 1-4, Riccione Valle Savio 3-2, Vis Nova Feltre Vis Misano 1-0. Andiamo a vedere sempre con Papini la classifica dopo l'ultima giornata di campionato, prego. Abbiamo il Vis Nova Feltre a 21 punti, il Real Miramale a 19, Morciano Calcio 18, Atletico Poggio 17, Riccione 16, Verucchio 14, Valle Savio Sant'Ermete e Alta Valconca 13 e anche il Granata e il Miramare. Poi abbiamo il Vis Misano a 12, Bagno di Romagna 10, Bacchia Cesenatico 8, Colonnella 6, Junior San Clemente 5.
Ebbene, abbiamo visto che è un campionato abbastanza equilibrato, anche la classifica. Tra l'altro il prossimo turno prevede proprio un altro derby della Valmaricchia, sono tanti in questa stagione, ci sarà per l'appunto Poggio, Berni, Nova Feltria. Ma adesso andiamo a vedere proprio la partita che riguarda da vicino il nostro ospite, ti lascio respirare un attimo Valentina, andiamo a vedere Vis Nova Feltria, Vis Misano. Il Nova Feltria supera con merito 1-0 il Vis Misano e torna in solitaria alla guida del girone H di prima categoria. Fabri conferma la difesa 3 avanzando Fraboni a supporto di Stefanelli per l'assenza dell'infortunato Radici. L'Under Mamutai opera come mezzala destra del 3-5-2. Il Vis Misano risponde con il 4-3-2-1 con Benedetti e Meluzzi a supporto di Urbinati. Dopo un paio di tiri senza particolare mordente di Gore e Mamutai, sono gli ospiti a mettere sotto pressione l'avversario. Al sesto Lauro allarga Imola sulla sinistra, il cross sul secondo palo deve essere solo spinto in rete da Benedetti, che però manca la deviazione vincente. Il Nova Feltria soffre nella prima parte della frazione, ma con il passare dei minuti conquista campo, recriminando al 30° quando Cupi viene vistosamente trattenuto in area da Silghini sul corner battuto da Fraboni. Il replay di Elisa Drudi ci mostra la trattenuta vistosa. Dalla rimessa Fraboni viene servito, si gira ma centra all'esterno della rete. 5 minuti dopo, la più grande occasione del primo tempo capita a Benedetti, servito in solitaria al limite dell'area, l'esterno del Misano calcia di sinistro alto sopra la traversa, graziando in questo caso Emanuele Semprini. Nella ripresa un gran tiro di Fraboni viene ribattuto subito dall'attento Valentini. È un calcio piazzato comunque a regalare un brivido alle due tifoserie. Al 57° Fraboni calcia con il mancino cercando il palo del portiere, una deviazione costringe Valentini ad un balzo non certamente facile. Al 70° Cupi ha la palla del vantaggio sul destro, decisivo l'intervento in questo caso del difensore Imola, tra i migliori in campo, a Murallo. L'esterno ci pensa allora sul calcio piazzato. Al 73° Fraboni penera da corner, Cupi di testa mette incredibilmente a lato. All'81° Fraboni calcia una punizione da 35 metri, l'insidiosa traiettoria non trova deviazioni, costringendo Valentini a un volo per deviare in corner il pallone insidioso. Dalla bandierina Fraboni conferma di aver ritrovato la precisione dei giorni migliori, mettendo sulla testa di Stefanelli un pallone che l'attaccante capitalizza nel migliore dei modi, superando l'incolpevole Valentini. Pregevole il movimento a smarcarsi dell'attaccante sammarinese, già decisivo nella vittoria per 1-0 sul Granata. Oltre a Stefanelli, l'eroe di giornata è il portiere Emanuele Semprini che proprio al 90° evita il pareggio. Meluzzi allarga a sinistra per il solito Imola che serve al centro Matteo Semprini, tutto solo. L'attaccante controlla e calcia di sinistra da posizione decentrata, ma l'omonimo portiere del Nova Feltria si distende con un grande riflesso deviando il tiro in corner. La gara si chiude dopo 6 minuti di recupero con il doppio giallo per Diletti. Il Nova Feltria vola a questo punto in vetta alla classifica dopo aver rispecchiato una vecchia legge del calcio. Vince chi è il centravanti che segna, in questo caso Stefanelli, e il portiere che para, in questo caso Semprini. Marco, l'avevi vista dentro con la palla? L'avevo vista dentro, complimenti al portiere perché ha fatto una gran parata. Si chiama Semprini come te poi, infatti. È una certezza come cognome. Claudio, un saluto anche a una squadra di cui tu hai fatto parte. Sì, Nova Feltria. Ti chiedo, te l'aspettavi un campionato così da protagonista in prima categoria, sapendo da dove è partita nel 2011? Forse nessuno se l'aspettava in tempi brevi, comunque hanno un'ossatura importante. Ci sono un sacco di ragazzi di Nova Feltria con cui io ho giocato, ho avuto il piacere di giocare fino a 3-4 anni fa e sono veramente tutti bravi e forti. E anche tu sostieni un po' la teoria che diceva prima Marco, bisogna comunque coltivarli in casa, sì, i giovani per lanciarli, soprattutto se sono giovani del posto ancora meglio. Il Nova Feltria in questo caso, proprio rifondando la società, ha fatto questo ed è stata una cosa vincente perché ha vinto il campionato di seconda categoria meritatamente, l'hanno stravinto e adesso si trovano in prima categoria a lottare per vincere il campionato e se sanno un po' di fortuna credo ce la possono fare, ma io glielo auguro perché sono tutti ragazzi a cui voglio molto bene e con cui ho condiviso 2 anni bellissimi, partendo dalla terza categoria fra l'altro. Marco, io ti volevo chiedere questo, sì. Ieri l'hai detto tu prima, ve la siete giocati con la prima della classe a armi pari, a questo punto proprio da una sconfitta come questa bisogna tirare fuori il meglio per far sì che, come dicevi tu, si possano trarre le giuste soddisfazioni in una stagione di ripartenza per voi. Certo. Non ci dobbiamo fare di certo condizionare dalla sconfitta di ieri perché sapevamo di andare in casa della capolista che era una squadra organizzata, ben attrezzata, ben allenata in un campo molto difficile, quello di Nova Feltria, e sapevamo che partita ci aspettava. Nonostante tutto abbiamo tenuto la partita in gioco fino al 90° perché fino alla fine potevamo pareggiare. È stata una partita equilibrata dove hanno avuto la meglio loro su un episodio favorevole, un colpo di testa, quindi non è che ci hanno dominate, quindi dobbiamo recriminare qualcosa.
Vediamo anche i messaggi che È sono appena arrivato un nuovo messaggio, infatti. Buonasera a tutti, saluti al conduttore grande Daniele, grande vittoria della Vis Nova, bravi ragazzi, complimenti a Mister Fabbri. Andiamo avanti di questo mi associo augurando alla piccola presidentessa Arona. Saluto tutti gli ospiti, ciao Peppo. Ecco, palli di Valdoria, Peppo. Claudio. Grande Peppo. Grande Peppo, va bene. Peppo. Adesso è già arrivato un messaggio per quanto riguarda Sport Up, perché lo ricordiamo, rimanete con noi. Perché più tardi abbiamo un altro programma e un altro ospite. Brava. Andiamo a vedere il prossimo turno di prima categoria con il nostro Stefano Papini, così ce lo leggi un attimo, dato per dare un'informazione completa. Ok, Prego. abbiamo l'Atletic Poggio contro il Vis Nova Feltria, Brava. Battia Cesenatico Bagno di Romagna, Morciano Calcio Miramare, Real Miramare Junior San Clemente, Sant'Ermete Granata, Valle Savio Alta Valconca, Verucchio Colonnella, Vis Misano Riccione. Questa è una bella partita, Marco? Sì, il Riccione era candidato a vincere il campionato, da come si parlava quest'estate. Adesso vediamo domenica che tipo di partita viene fuori. Ebbene, allora io ringrazio innanzitutto il nostro opinionista Giacomo Alpini, che ritroveremo nella seconda parte, giusto? Giustissimo, ciao a tutti. Grazie a Marco Semprini, difensore barra attaccante della Vis Misano. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie Marco. Grazie a Daniele Emanuelli. Io ti ringrazio Valentina Violini, ma infine saluto lui, il monumento, e prendi esempio da lui, anche da Marco, caro Giacomo. Io li porto tutti e due a Bellaria. Claudio Balducci, portiere del Pietracuta. Io ti ho chiamato Bellucci perché mi ricordavi l'attaccante del Napoli. Ecco, va bene, ok. Va bene, Grazie. Siamo addirittura d'arrivo, Valentina Violini tra poco qui con noi con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Grazie ancora.